Vai. Oggi è una bella mattinata di luglio, siamo alle 8:30, 8:39, siamo in Piazza Tola e ci accingiamo a fare un'operazione che si deve dare i suoi frutti. L'obiettivo nostro è quello di andare alla ricerca degli elementi dell'architettura gotico-catalana che si può inquadrare fra il 1520 e il 1570. In questo periodo di 500 anni fa, nelle case di Via la Marmora, se sapute osservare, se sapute guardare con attenzione, si riesce a scoprire delle tracce, anche delle minime tracce, che possiamo anche definire reliquie, però sono la prova provata che quella è una costruzione che è stata realizzata 500 anni fa. Oggi qualche cosa ce la svela, un calcinaccio che cade, una finestra aperta, una struttura trasandata che, lasciandola in stato di abbandono, rivela le sue vere radici. Siamo al numero 1 e iniziamo il nostro percorso. Vedete? Carrera Longa, via numero 1. Scendiamo. Naturalmente questo percorso ci porterà sino o quasi a Porta Sant'Antonio, per cui è piuttosto lungo. Procediamo. Man mano che scopriamo Quindi cosa stiamo inquadrando? Allora, prima traccia dell'architettura catalana. Qui di fronte a noi vediamo una finestra catalana. Ci sono pochissime tracce sulla destra. Sulla destra abbiamo l'inizio dello stipite, in orizzontale osservate l'architrave, ancora più in là, e poi prima di arrivare al tubo c'è l'angolo dove si può scendere. Questa è la traccia della finestra gotico-catalana. Osservate quella modanatura che si incrocia nell'angolo a destra e parallelamente si doveva incrociare anche sulla sinistra, anche se quel cemento che gli è stato buttato sopra la nasconde. In questa facciata appena scrostata dall'intonaco possiamo scoprire un architrave di finestra, anche in questo caso, addirittura con la fiamma catalana. Guardate vicino al cardine di questa persiana vecchissima. Vedete che il cardine è stato inserito proprio al centro dell'architrave. Vedete quella curva verso l'alto, poi seguiamo quella canaletta a sinistra in orizzontale e poi scende verso la verticale, verso giù. Allora qui immaginate, inquadrate un'altra finestra catalana. E siamo al numero 31 di Carrera Longa. Allora, qui possiamo intuire la presenza di uno stipite perché vediamo questa prima pietra in alto proprio con l'angolo che ricorda l'inizio di un arco ormai inesistente. Guarda. Allora, qui siamo all'altezza del 52, del numero civico numero 52, via la Marmora. Abbiamo un palazzo che è in uno stato di abbandono allucinante. In questo caso io lo potrei anche definire il giardino verticale di Sassari. Ma se ci avviciniamo a queste pareti completamente scostate, possiamo finalmente scoprire anche qua le strutture gotico-catalane. Prima a sinistra, qui osservate quei due conici con una canaletta verticale. E qui un bellissimo architrave. Ecco l'architrave. Allontanati, prendilo in tutto lo spazio, dagli lo spazio che
che ci vuole, poi dall'architrave con la fiamma catalana al centro. Questa qua, eccola qua, quella è la fiamma, il Giglio d'Aragona. Vedi? Quindi 1, 2, 3. Altra finestra catalana con l'architrave e lo stipite a destra e a sinistra. sentiamo ancora il profumo del pane sfornato in via Carrera Longa, numero 63, del panificio il cui proprietario era il vice sindaco Piredda. Civico anonimo perché non si vede il numero, abbiamo un architrave bellissimo, un'unica pietra, vedete, un unico concio orizzontale, sotto hanno messo il piano di marmo e in parte nasconde la fiamma catalana che al centro contraddistingue proprio questo elemento architettonico per poterlo definire appunto gotico. Abbiamo un architrave che è stato riutilizzato. La parte, se possiamo osservare che la fiamma che dovrebbe essere al centro invece è tutto sulla sinistra. Ve la indico un attimino, esattamente lì, poi a destra e a sinistra abbiamo le colonnine con i microcapitelli scolpiti che abbelliscono la pietra lavorata. Alla fine del percorso ci chiediamo perché abbiamo fatto questo viaggio. Abbiamo fatto questo viaggio, abbiamo scoperto queste reliquie dell'architettura catalana e come tali bisogna averne cura e conservarle. Il messaggio è rivolto a tutti i cittadini, ma soprattutto alle autorità che sono preposte a custodire la nostra memoria. Quindi ci affidiamo al sindaco e ai suoi tecnici perché segnalino queste cose che abbiamo visto insieme, ne tengono conto perché non vengano distrutte da interventi che potrebbero avere luogo da qui in avanti. Saluto a tutti, grazie per l'attenzione. Ringraziamo